Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Beni torrausu e beni torradasa, hai gustato più nu de boca voci. Siamo andata in lingua sarda, chi vuole di donare i voci a chi ne di scioperau de bifi, tra ballai e friccai in Sardegna. Questa gita si transeu in locus differenti dessa Sardegna, accanto a sa sguidatura dei moradori est insidiendis comunus pitticus. Eus passau unu scantu de subregionis istoricas de Sardigna, Gerrei, Marmilla, Gaddura e Meilogu, posi contai su sentidu de resistenzias, i bideas annoasa e su sentidu de comunidadi de Armungia, Morgongiori, Cheremule, Bortigiadas e Montiglioni. Custa piddas, mancai siant combattenti stentus mannus, funt puru locus de vida manna e bideas annoasa. Eus accontai cumentis comunidadis dei locus siant rispondendi a custa penoria de nascimentus, concordendi progettus ca si smerant po ndi fai torrai de mortus e locus issorus. De su torrai caballu e is costumanzias dessa cultura a sa promozione de is accadimentus chi ndi faint acculliai i visitadoris e finzas ai bideas noas de lauranzia ca faidi ad sostenni e a sa cooperazione intra dei moradoris. Ogni comunu tenit un'istoria de contai, po mesu de arregionadas e testimonianzias, eus a donai voci a chi est traballandi chenza de si fadiai mai, po poderai viu su sentidu de comunidadi e po pesai unu benidore in mellus poi generadas noas. Armungia è sa bidda più piccola di tutta la provincia di Sardegna. Seu pagos, de uns cant'annos seus perdendo abitanti, per more di emigrazione, per more del fatto che la gente è sempre più vecchia, non nasce più pipiedus. È una zona accanto al suo traballo è sempre stato vago, zona dei pastori, dei massaios, de miniera pure, ma da quando poi hanno serrato in miniera la gente ha cominciato a si fuire. Dei 50 anni sai da nostra pittichendi sempre de bruso, ma se sono cicchendi di andare innanti. Ho fatto musei, ho cercato di vai a arrivare a gente, per conoscere la storia nostra, con suo orage, in mezzo a Saida, uno dei spaghi oragi si conservato all'intro di una ida, e la storia è importante dell'Emilio Sovuro. Che fu nasciuto in Bidda nel 1890 e che poi fu sempre a raccapiare a Saida nostra. Gioise Lusso fu di meta per ospitare adesso, fu del 1912 e il sapuro arrivata in Sardegna e poi in Armungia pure nel 1944 fu un pago diventata sarda e armungesa il sapuro. E apposto questa morte di Emilio Ussu fu stata proprio issa con meda giovus de Ida a cominciare a fare convegni, a mostre, a pizzo di Emilio Ussu. Si può dire quindi che Saida nostra già de meda di cominciare a cercare con sa cultura pure di tornare a pesare. In moi pure seus conoscendo gente che arriva da stranieri, stranieri, che arrivano da vita, mancai 20 omicidi a Petticas, omicidi sul centro storico, in perda, che disispracenti. Vidas accanto si può apprezzare finché c'è questa tranquillità, il suo silenzio, l'aria buona che c'è. E quindi se sono cominciando a conoscere l'arrivo di gente straniera pure, e questo si può dire me da fiducia e allegria pure.
Poiché i sarmungesi sono abituati a ricevere la gente, sono accoglienti, sono abituati a fare festa, è una comunità accanto si intende, di come in tanti bidicelli di casa della Sardegna, se si batte di una comunità. Per amore per gusto, teniamo un bel lavetto, per il futuro e per chi ha da venni. La vita nostra, naturalmente, possiamo pensare io, poi in un futuro che si tornano a pensare come comunità integrata. No? Poi è difficile pensare che questa vita possa tornare a crescere come gente, come abitanti. Sì. Per amore per gusto è importante cercare di arregionare come comunità integrata, poi servizi, per tante cose della vostra cultura lavoro. Ma vodinai in vita esatto San Miniera adesso su Ergio è un bellissimo museo che stimola della storia dei minatori, della San Miniera, è gestito della propria cooperativa, la cooperativa accanto tra Ballueo. E se su weekend, proprio in questa gita, ho inaugurato una mostra fotografica del suo paesaggio, del suo territorio, del suo Gerrei, con iniziativa di AICI a cominciare a regionare possa parte dessa cultura puro come territorio integrato. Posso che penso io, in miniera che hanno cominciato la propria attività in seconda parte del 1800 non hanno cambiato un meta significante queste comunità. Ci sono stati cambiamenti, ma sono parlate comunità dei pastori e dei massai prima di tutto. Ci sono stati cambiamenti importanti, se posso chiedere l'economia di questi territori, ma fonti miniere che hanno seguito a Varraio Prettas a vincere a metà del 1900 e quindi poi comunque come antiserrao queste comunità hanno cominciato a perdere abitanti. Quattrocentos abitanti in Sabidda e un altro tanti sprazzinaus mes 22 frazioni. Bortigiadas est una bidda territorio e forse sicuro po gusto est un unicum in su panorama des comunus sardus. Seus in Gallura, a manco de 10 km de Tempio, ma gusto est un altro mondo, custu de Sbiddasa, fatto de gente con nomini e sangunau. In noi sa storia de unu, con contentesas o da borisi, est puru gusta dessa comunidadi. Non ci oli nuda du comprendi, basta da un giro po sa bidda, po biri sa vita de ogni dì e prus che tutto po fai una giacciarrata con sa gente. Non c'è sti disconfianza, ma attenzione po s'altro. Basta da tenni un paghetto del sentito ed ognuno di narrare una parte de sa vita sua e de questo mondo che pure in noi tiene di norma suasa, che non funti tanti difficili de ligi. È una bidda che dona l'attenzione ai settotto, po custodiare e difendi sa cosa sua, e che insomma tessi tempo su depidessi stimata come una cosa spantosa e rara. Commenti ai ricordo su che ognuno de noso si vota da fatto in ogni luogo, ma chi appustisi, tutto si impari, tornano a portare a sincumenzu de tutto. Bortigiadas si ponidi a 450 metri di altitudine in mezzo a montisi che arrivano a 20 millimetri, castiendi un territorio isterio a orienti de su Riu Coghinas e de Tempiu, con caratteristiche geologiche de importo umano. Difattisi ospitata del 1984 su Museo Mineralogico, con 800 esempi de mineralisi che rappresentano 250 calidadisi, che arrivano a bruschettotto de Sabidda, ma pure de altri territori sardus. Poi si questiona su galluresu, ma vinzas a sa mitadi de su secolo passau sa lingua viada su locutoresu. S'economia è fatta a pizzu de su traballo de sa terra. In noi agattausu meda bingiasa, difatti in questa terra si produce di su vermentino de Gallura. Non c'è sti scetti s'agricoltura, ma pure s'allevamento, s'artigianau, sa cultura dei spadentisi, s'ospitalità rurali. In Sabidda, i sarrucas astrintasa si moviti a in giro de sa gresia de Santo Nicola de Bari, fatta in su 1607 con su granito beniposto in sa facciata e con sa copertura a pinnetto. Ma su simbolo de sa devozione de sa gente e donao puru de altra 6 cresiasa,
totusu in su centru de sa bidda. Seusu in una bidda assetiosa e traballadora, fatta de genti boa, e gustu arrenesceusu a du comprendi bene puru in questo momento aici delicau e difficili de sa storia. In noi giovunus battinti, calincunu d'orrara, ma vunti sempre prus pagu gustus chi ollinti abarrai in noi, in sa terra dei babbus in soru. I festas avviant e vunti ancora un'occasione po esti totus in pari, ma con prus pagu genti e tutto prusu difficili. Su carrasciali prusu de atrasa esti una festa con unu sentidu votti in sa genti, vivia in maniera simpli e con pregiu mannu, con sa volontà de arriri, de si spassiai e de duvai con sa comunidadi. Seusu benius imbortigiadas in una di de dolu po sa morte de unu cittadinu connottu e stimau. In custus momentus tottu sa bidda si vrimada, tottu sa genti è strinta accanto de sa famiglia de su mottu e azia da in attu, in su gelu, unu calici po sa memoria sua. Sicuramente in su matessi logu in noi puru issu, una di iad a festau, o forse i attentu tristura pensando ai spagu sicurezza de sa vita. Questo pimpirino de vita, chi sa sotti nostra sa donau, esti una testimonia precisa de su chi ollinnai a bivi in una bidda. Torrai pure in momento su de tristura commenta a custu, tenere unu sentido de importu mannu, chi no è pagu cosa. Ollinnai a rispetto, attenzione po is famiglias e po sa comunidadi. Essi una maniera de bivi un unu sentido votti. Poita in noi, commenti eusu già in au atra ottasa e commenti nos esti stetti unau pure in atra occasionisi, in isbiddasa sa genti deni di unu nomini e unu sangunau. No essi un'umbra chi passada, o uomini a chinzau in uno cappotto chi si movidi neis disi fridasa de ierru e de chini nisciunusu sciri nudda. Eremul este una idda minoredda, una idda bella, vero? A me piace meda, mancare sia giovane a poter del stare in noghe con sa famiglia, con suoi amici. Devo tripaglio in Tattari, però ogni dia viaggio, può tornare in noghe. Devo penso che ad essere difficile meta chi non anda e gai, però noi giovani se dobbiamo fare qualche cosa, non possiamo fare chi anda male, sa cosa. Dobbiamo ponere tutto l'impegno che possiamo fare per mandare avanti questa cosa, saida. Siamo il pago, fossi oramai manco batto 100 persone. Deo non vivia, ma la gente era che queremo in un periodo contagliata a 1000 abitanti. Io ho pensato una cosa, da poi del Covid, che gente meta si chiederà a sabida, che hanno compreso che sa tranquillità e sa paga non sono per forza cosa male. Io credo che gente meta si deve tornare a sabida a breve. Queremo essere un'oasi, si può definire. Abbiamo Sapinetta su Monte Cucuruddu, che è per l'umeda, su Dippiri. Abbiamo Diesi a Facca, a 15 km, so che è da più manna che a Facca. Grazie a Dio che noi appoggiamo il meda a Diesi. Abbiamo su Nuraghe Sant'Antine, a pochi chilometri. Manca su Tripaglio, la gente è costretta a si andare. Su Tripaglio è la maniera di poter abitare in noi. Poi potete essere bello e tutto, però se non va a Tripaglio purtroppo siamo costretti a viaggiare, a fare carattere. Deo il tuo Ene, Deo Tripaglio in Tattari, è una grande una idamanna, una ramos. Però io sento quasi la necessità di tornare in Noghe. E non sono anche in Noghe, sono cresciuto in Noghe e devo tornare in Noghe. E il Noghe. Noi siamo il puntende meta, non so zofino, siamo su, devo fatto, su comune mi occupo dei sport, sul valore dei sport, non so giovane, bisogna investire su questa cosa. Con si quadra che gioca a pallone
è diventato un punto di riferimento in tutta la zona, che giovani di tutta la Ida a Facca, bene nel no che può giocare a pallone con noi, ed è una cosa meravigliosa. Questa cultura è un'altra maniera di fare aggregazione. Noi abbiamo un'associazione importante in Bidda che opera in questo settore da 30 anni, che è su Coro de Gremule, è un'associazione importante, poi valorizza in tutta la maniera possibile e immaginabile la tradizione de Gremule, come questa de Sakita Santa, come il canto tradizionale de Gutaida. Su saldo è come italiano, a me la gente va da solo su saldo ancora. Capita in certa domo che tu entras e si fa da solo su saldo. Io penso che questa idea come Gremule mi viene da mente come brutta che sta facca, tenere su molti problemi di Gremule, come tante altre abitazioni in Sardegna, che è possibile che ha da finire gai, ma la responsabilità è di noi sì. Questa cosa ha da andare male, se noi non poniamo tutto l'impegno che possiamo porre, può fare in modo che invece andare in un'altra maniera. Come amministrazione stiamo lavorando in ottica futura. Ecco, non possiamo pensare solo a OE, ma dobbiamo pensare necessariamente a casa. Sa questione che torna ogni volta è sempre sa propria. E dunque è questo su scopo del suo viaggio nostro. Su spopolamento è un danno che pure in noi, in Morgongiori, ha disbudiato i domus anticas de Verda e Basaltu, ha portato a forasa i generazioni dei giovani e ha lasciato una vita cui sbecciusu, chi depintesse assistisu e dengausu commenti su valori brumannu. E pure gustotta, proprio dei chini e plus innantisi con i annusu, e usagattau su sentido e s'essenza dessa vita. Sa ricordo vrimmu dei lottas politicas e sociali de su passau. Cussas che funti stettias bonas a ponni in pari sa gente con su territorio, ma pure con uno sentido de spera po tutto gusto che pode di succedi oi. Con sa coscienza che sa mattessi spinta, su mattessi impegno che si via da donau in su passau, po ridesse al regotto dei generazioni noasa. Non funti energia perdias, ma esti una linfa che vai cresci e donara volontà di sentido de resistenza ai schibi vinti in noi. Morgongiori mes ultimus 50 anni ha perdiu brusu de sa mitadi dei abitanti, calausu de 1300 a manco 600, ma i sottisi de sa bidda podinti ancora pigai una via del riscatto. Funti scursus e ricursus storicus. E chini si narrara che appustisi dei saziadas a brusu difficilisi non podi di commenzai unu cammino pru lepiu, pru spagu e strobosu. Andendi vostra bidda, chistionendi con sa gente, con giovani su imprenditori si torraus in sa terra dei babbusu, ma pure con amministratori de su tempo passau e de su tempo nou, non eus mai intendiu su vueddu resa. Esti una storia de passioni, de difficoltadisi affrontadas e bintas totus in pari, de camminus de crescita de sa comunidade che in su passau tenia da questioni differentisi e chi ha di sempre ciccau sa manera de vai cresci sa cultura e s'economia. E berusu, oi si sfidas a punti differentisi, ma su chi serbiri e chi vodi fai sa differenza un volta ancora, esti su mattessi spiritu, sa mattessi dempra chi sa gattada in su passau. Certo, is difficoltadisi non mancanta, si gicca da de garantire i servizi su brusu de importu traballendo in pari con altros comunusu, ma sa volontà di donare a gusta bidda unu presenti e unu benidori è fotti meda. A poco chilometri su de Ales, sa bidda de Antoni Gramsci, in noi sa regionara a pizzu su de somini ed essa capacità di tretto a tretto de poi di cambiare un destino che pare di già iscritto. Morgongiori sa gatta da induno costau de su parco de su Monte Arci, una prenda naturale che va di batti de gusto territorio, tutta a giro ci funti montisi, creccusu e ligi de secolo su meda. Una bidda che castia da su territorio scampioso e a ricco de montisi può agattare una via del riscatto. Custu esti summari chi depidessa valorau con su trekking, attività si fatta proprio per portare innantisi una maniera de vai turismo che non se pressi. Un turismo fatto proprio per cercare di ottenere una castiata internazionale. E proprio per questo mira sempre de brusu ai sbiddas, a gussas brusu pitticcas, in noi sa natura è sempre amparata e difendia.
Morgongiori deniri un'identità precisa in sa cultura gastronomica. Il lorighitasa, una pasta frisca con sa forma di aneddu, che a 5 mensu di augusto deniri una sagra con nota meda. Un prodotto che ha pure portato a Perri uno scanto de pastificcius artigianalisi, che produsinti e vendinti puru a forasa de sa Sardigna. S'arruga de sa torrada è drucci e dona la conforto commenti una mirada in gusto logos incantoso su de sa marmidda. Torrantamenti scarasa de sa gente che eus attopiau, in manus che eus strintu, ma puru de brusu, iscontusu de s'impignu che d'ogni addiri potata a innantisi sa gente che resistiti in gusto logosu. Con sa coscienza de essi contau e de olli contai ancora, con s'intenzioni de non lassai su passu. Ho deciso di andare in questo paesino, in questa pagadomo, che rende un modo per mi sanare da certo dolore che ha papito, da una separazione familiare. Quindi ho cercato sul posto più bello, hai bisogno di acciappare un luogo speciale, un luogo che mi ha eredato questa possibilità di tornare a nascere, super senza sapere aula. Conosciamo questo luogo dai anni meta, a partire dai nostri amigos, colleghi, tante persone, e ognuno è stato affascinato, è stato incantato di questo pagadomo, ma soprattutto dai suo luogo, dai suo lago, dai lughe, dalla bellezza speciale, incantata di questo paesino, che ha avuto una storia importante che è un sorretto di un castello e tante altre cose veramente importanti, tipica salda, ma tipica des odorias, che va in parte della storia nostra. E quindi ho comprato una domo ezza, una domo antica, una domo fatta in pietra, come potete vedere, e tuffu, una pietra umida in un certo senso, quindi potevo risanare la domo, potevo fare tanto travaglio, per la poter sistemare, per la poter rendere un luogo adatto per mi riprendere, per aiutare a me stessi. E in questo modo aiutare a figlio mio, a acciappare una serenità, a acciappare un modo per riprendere una vita e tornare a cominciare. Il tuo paese è veramente interessante, è un luogo veramente interessante che ha tantissime possibilità. Intanto ad un lago sotto questo monte, un monte di tuffu, un monte bianco, un monte veramente speciale che sotto sul monte è tutta canta tracchitte, quindi è tutta pedra rugia. Sopra questa pietra rugia bisogna il tratto di calcare che sono veramente interessanti, pieno di cioccola, di fossili di ogni tipo. Quindi già è una cosa diversa. E poi ogni manzano si forma da una neula che è causata dai suo lago, che è proprio a soppese del suo paese, una neula che pare nuese, che non raggiunge mai la punta del suo paese. Dai tomo ogni manzano a mezzo sul baccone e mi pare di essere super sannuese, è veramente un posto speciale, un posto che dà proprio un senso di pace, ma soprattutto di bellezza, una bellezza unica, una bellezza che hai bisogno di recuperare, che questa bellezza dà sempre una sensazione pace. Questa bellezza che secondo me si potete ancora valorizzare che in questo paese è un paese medievale, un borgo medievale e quindi secondo me questa medievalità è andata recuperata. Sa domos andano fossi ristrutturata, si va un progetto che la potete
restaurare e rendere in pedra, a mostrare questa pedra, che la domus antica, sul Medioevo, fu tutto in pedra, senza intonaco. E questa pedra è bellissima, è una pedra speciale, che sono safalesias. Ogni dia cada turistas, turistas tedescos o de altre nazioni, che si appiccano sopra questa falesia e si divertono benissimo. Questo manzano, a Sacchime Manzano, ha pinteso gente passente, ha pabelto sul baccone, ha poi queste 3 persone attrezzate, pronte a fare queste arrampicate. E poi belte sul lago che si può veramente valorizzare. Bisogna sul fianco del monte, che un tempo fu tutto quanto fruttetto, come purtroppo è un buco, ma questo fruttetto forse si può recuperare. Insomma, sono sicuro che questo paese possa diventare un centro di attrazione unico, un centro di attrazione non per tantissime persone, ma per persone speciali, per gente che ha ganas di ricostruire, che ha ganas di tornare a vivere. Un'altra cosa importante è che questo paese è collegato, è vicino a Salighera, vicino a Tattari, vicino a tanto centro. E sa cava de tuffo che sono, pare teatro naturale, hanno un'acustica unica. Una questa cava ad una parete crollata, e la parte crollata data a suo tramonto, quindi è veramente una cosa unica, una cosa particolare. Secondo me, concerto a meta, festa a meta possono essere fatte sinoghe. Meta turista da Salighera che è sovraffollata, possono proprio passare a Monteleone, si può creare un collegamento per valorizzare ancora più questo borgo e consentire proprio una ripopolazione che secondo me può essere importante, una ripopolazione della domus abbandonata, che a metà domus abbandonata che veramente meritano un interesse, un restauro importante. Un restauro che può aggiungere bellezza a una bellezza già importante che quelle. Il suo lavoro mio io insegno all'università, il suo lavoro mio ho fatto riunioni meta pure a livello internazionale, con il Canada, in America, in tanto posto, in Sud America, in Giappone, in parte diversa dell'Europa, in Asia. Devo dire la verità che non sento proprio la lontananza e la mancanza. Posso lavorare benissimo dai domo, anzi, se questo mi permette di essere ancora più efficiente, di lavorare, di lavorare ancora meglio. E devo dire la verità che quando ho fatto questa riunione, se questa persona in noi vivo mi preguntano di questo paese, tutto quanto sono affascinato da questa bellezza proprio di questo luogo. Sul lavoro, cioè potendo lavorare online, ho pure fatto lezioni, ho visitato un professore in tante parti proprio sul mondo, ma pure ho fatto 7 lezioni in Tattari. Posso incontrare i studenti, oltre a me, sono laureando mio, hanno bisogno di aiuto mio e non si possono muovere, che dai tanti paesi della Sardegna o dai continenti, e tanto mi vedono proprio di mi poter incontrare online, e questo rende il suo lavoro ancora più veloce, ancora più interessante. Quindi, a parte che è vicino a tanto centro, come Tappalabissara, Salighera, Tattari, eccetera, però questa possibilità di avere un internet veloce, un collegamento veloce, questo poter permettere qualunque cosa, qualunque tipo di lavoro. Il figlio mio è un ingegnere, lavora in Padova, e io lavoro online. Solo online, e isso mi ha raccontato che tutti i programmatori che lavorano con isso, che sono a dipendenza sua, lavorano online dai differenti nazioni, dalla Polonia, dalla Germania, eccetera. E isso stessi lavora proprio dai domo. Quindi questo tipo di attività
più tecnologica, come è proprio una frontiera nuova che può permettere al luogo come ente culto di essere valorizzato ed essere vivido, che in noi si vive veramente. Io sto intendendo, ad esempio, più gente che è potente il suo paesino, il suo borgo. È vero che va da uno spopolamento, che sono giovani, tendono a andare, ma forse non è nato, questa tecnologia nuova forse è possibile tornare a vivere, ma soprattutto è questo tipo di vita che fa un comodo, è troppo frenetica, è troppo veloce, abbiamo bisogno di non rifugiare, di acciappare una soluzione proprio a questa frenesia che nos è fatta impazzire, che crea tutta una serie di problemi. Io sono uno psicologo, conosco i problemi che questa persona ha e su bisogno che ha questa gente di tornare a vivere, di tornare a una tranquillità. Quindi non sono perfettamente convinto, sicuramente su Galus, su Parlamento belle, però si può arrivare a un punto in cui si può fermare e forse sul paese della Sardegna si può ripopolare. Sicuramente non dai saldos e via, ma dai gente che viene dalle altre regioni italiane e forse pure dalle altre nazioni, come sta succedendo in certi paesi, a Pintesu de Pago, in Ozieri o in altre zone, non solo pro turismo, ma proprio pro vivere una vita diversa, una vita più sana, una vita più naturale. Poi pure eu su acabau, Deus ti torro grazie a posei seguire come sempre e si pia su saci da chiene di con un atto più nu e poca voce. Chi come sempre si fa di prageria, si innallai eventus o che alcuna questione che pensai si balla da essi contata, scrivesi una lettera su già su bogaboci.tv@gmail.com. Poi nos si usu in noi, plus che altro, poi intende sa voce de vosatros.